Cari telespettatori, ben ritornati in diretta con noi, quindi potete telefonare, mandare i vostri messaggi, scriverci naturalmente tv7 con voi @triveneta.tv, poi noi gireremo le vostre domande, comunque le leggiamo sempre tutte. Protagonisti odierni sono i sindaci, appuntamento periodico costante con l'ANCI del Veneto, ovvero i comuni del Veneto, e noi cerchiamo come sempre di dar voce quindi a quelle che sono le rappresentanze più vicine in assoluto ai cittadini. Abbiamo qui il piacere di avere qui in studio il vicepresidente di ANCI Veneto e vice sindaco di Trevignano Franco Bonesso. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Il sindaco di Salzano Alessandro Quaresimin, grazie anche a lei. Buongiorno a tutti. E il sindaco di Orgiano in provincia di Vicenza Marco Zecchinato, grazie Buongiorno. anche a lei. Quindi abbiamo un po' diverse province che sono rappresentate. Parleremo da un lato di IMU, tanto nessuno abbiamo capito che ha capito ancora niente, nemmeno i CAF, su che cosa bisogna fare, versamenti eccetera, sulle aliquote che verranno applicate, forse neanche i comuni hanno l'idea chiara di che cosa tra cosa esce e quant'altro. Comunque IMU, mini IMU, quindi l'eventuale anche dissociarsi di una parte dei sindaci per quali ragioni, e poi naturalmente quella che anche è il patto di stabilità, che è veramente una gogna incredibile per moltissimi comuni, e cerchiamo di capire cosa sta succedendo, quali sono le prospettive, se con questa legge di stabilità ci sono delle aperture, degli spiragli che possono essere poi anche avviati in virtù del fatto che c'è il piano casa della Regione Veneto che dà delle prospettive interessanti, e se per i sindaci possono essere valutate interessanti. Cominciamo un po' a capire la situazione con lei, vicepresidente, che dovrebbe avere un po' così. Sarebbe bello poter dare delle risposte certe, visto che siamo a fine anno. Il problema è che è ancora tutto in alto mare. Quel che è certo è che i sindaci non sono contenti, perché sull'incertezza non si fa programmazione, ed è quello che succede da troppo tempo a questa parte. Sulla mini IMU non si ha ancora definitivamente capito cosa succede. È chiaro che sta scontentando tutti. Da un lato sta scontentando i sindaci che in teoria devono chiedere questa mini rata ai loro cittadini, e sta scontentando anche chi questa rata non la deve chiedere, perché comunque c'è una parte sopra il 4 per 1000, che è l'aliquota base che aveva fissato lo Stato, che farà sì che alcuni comuni avranno più di questo 4 per 1000, quindi disparità nella disparità. Ecco, questa è la sintesi di quello che sta accadendo in questi giorni di dibattito politico. A Roma la legge di stabilità non è ancora stata approvata, ci sono ancora tanti emendamenti. Quindi ci sono effettivamente molti emendamenti che sì, devono essere... e quindi non abbiamo ancora cognizione di quello che succede. Sicuramente non ci saranno le regole di quest'anno, quindi l'IMU sulla prima casa sarà abolita, al suo posto avremo la service tax, quando si decideranno di chiamarla col nome stabilizzato, poi forse... perché questi nomi qui creano un po' di confusione. Sì, perché siamo passati dalla Tasi, la Trise, la IUC, ogni giorno se ne inventano una, forse la tassa servizi se la lasciavano così, forse anche la gente probabilmente capiva e si riusciva ad avere, non dico un maggior feeling, perché quando c'è da sborsare soldi nessuno è mai contento, però almeno si capiva a cosa si riferiva questo tipo di prelievo che arriverà l'anno prossimo. Però nella grande indeterminazione che regna nella legge di stabilità, c'è qualcosa che si profila certo, perché poi voi avete anche da fare delle previsioni di spesa, di bilancio e quant'altro, soldi che entreranno, che usciranno, cioè che prenderanno la via diretta di Roma o che resteranno nelle casse dei comuni? No, l'anno prossimo è fissato che ci sarà questa nuova IUC, no? Questa imposta unica comunale che raggruppa 3 filoni di tassazione diversa. Quella sui rifiuti, e anche qui dovremmo aprire una parentesi molto complessa, quella sui servizi indivisibili, che quest'anno si chiamava TARES, maggiorazione, che quest'anno va allo Stato, ma l'anno prossimo invece verrà Quindi quella resta ai comuni, e l'IMU, che verrà pagata per quello che non è prima casa. Benissimo, e questi soldi dell'IMU restano ai comuni? Adesso aspettiamo di vedere una parte, sicuramente quella delle seconde case e dei terreni edificabili, se resta come quest'anno, però non c'è ancora niente di certo, dobbiamo aspettare la scrittura definitiva del
del testo. Si dice che addirittura ci possa essere per la terza e quarta casa un'ulteriore tassazione. Beh, a livello di IMU è chiaro che le aliquote sono già alte perché si parte dal 7,6 e quindi tanti comuni hanno aumentato sulle seconde case rispetto alla prima casa quando ancora non si sapeva che veniva rimborsata interamente dallo Stato. Adesso io credo che quando avremo uno schema chiaro di cosa succede, tutti i comuni dovranno rifarsi i calcoli e prendere delle decisioni nuove. Ecco, dopo passiamo anche agli altri, però una provocazione, ma perché è stata fatta anche da parecchi. Ma l'aver alzato tanto l'aliquota seconda casa, eccetera, ha portato di conseguenza a un ravvedimento da parte dei proprietari per poterci stare dentro, perché poi sembra che i margini restino un 20-30% dell'entrata, non so, di una locazione, no? E quindi ovviamente vanno a ricaricare sull'inquilino, l'inquilino non riesce a pagare, viene buttato prima o poi per strada e ci si trova le proteste che ci sono state a Roma, proteste anche abbastanza calde. L'associazione degli inquilini dice che la situazione è allarmante perché ovvio chi non si compra casa sono coloro che non hanno un lavoro stabile, che non riescono neanche a pagarsi l'affitto perché il proprietario a sua volta non riesce a starci dentro perché le tasse sono troppo alte. Anche voi avete giocato un po' un boomerang sociale un po' rischioso. Allora, i comuni nella loro autonomia hanno fatto delle scelte. Ogni comune deve arrivare al pareggio di bilancio che con i tagli che ci sono stati negli ultimi anni sono stati tagli importanti e quindi per raggiungere il pareggio di bilancio ognuno ha giocato sulle aliquote come meglio credeva facendo i suoi ragionamenti, con le aliquote dell'IMU e con le aliquote dell'addizionale IRPEF. Io adesso non posso sindacare e criticare i colleghi, ognuno ha fatto le sue scelte. Quella che è stata la sperequazione ultima su questo aspetto è stato che con l'eliminazione dell'IMU sulla prima casa sono emerse maggiormente le differenze, perché non sono più io responsabile sindaco di quello complessivamente della manovra che ho fatto, ma alla fine ricevendo quello sulla prima casa posso essere stato fortunato o sfortunato a seconda delle aliquote che avevo messo in gioco. È chiaro che tutti cercano di privilegiare perché è un tema maggiormente sensibile, la prima casa, perché nessuno vuole pagare la tassa sulla prima casa, perché è vista come un bene necessario, un bene proprio, il proprio punto di sicurezza, e l'avere la tassa sulla casa dà estremamente fastidio. Questo è stato recepito in maniera differente, con diverse sensibilità dal governo, ancora quando c'era l'ICI. Il governo Monti ha rimesso l'IMU anche sulla prima casa, grande battaglia ancora su questo aspetto e ci troviamo in questa situazione. È chiaro che aliquote troppo alte su tutto quello che non è prima casa genera problemi, perché vogliamo discutere anche di quanti problemi sta generando le attività produttive avere aliquote elevate sui capannoni quando molti sono vuoti, oppure il proprietario fa anche fatica a pagare gli stipendi ai dipendenti. No, dopo ci si trova quel che sta iniziando a succedere adesso. Però io non... Allora, è difficile in questo momento fare il sindacalista dei comuni, io dico così, perché sono tante le diversità e tanti punti d'approccio, tutti corretti. Il problema è che giochiamo una partita con regole che cambiano in continuazione e durante il gioco, quindi è veramente complicato amministrare in questa situazione. No, comprensibilissimo. A lei la palla, come vede? Un po' la stessa questione però dal suo punto di vista. No, anch'io condivido quanto il collega evidenziava. Io penso che il termine che in qualche modo qualifica quelli che sono stati un po' gli ultimi anni, il termine è l'incertezza. Nel senso che come amministratori locali effettivamente oggi non siamo in grado di prevedere un percorso, diciamo un progetto, perché effettivamente al di là del cambio continuo di normative che ci sono, ma i referenti che noi abbiamo, e quindi gli enti diciamo superiori, a mio avviso non hanno minimamente l'idea di quella che è la situazione attuale che abbiamo nei nostri territori. Quindi quando si parla, appunto veniva evidenziato prima, ma i comuni magari hanno aumentato l'aliquota per le seconde abitazioni e così via, l'addizionale comunale,
si deve anche sapere che questo succede perché abbiamo avuto negli ultimi anni una decurtazione di quelli che sono i trasferimenti da parte dello Stato non di poco conto. Quindi negli ultimi anni, a mio avviso, abbiamo vissuto ad una centralizzazione diciamo dell'aspetto amministrativo, nel senso che lo Stato è diventato più pesante nella vita anche degli enti locali, quindi dei singoli cittadini. E purtroppo noi, diciamo, la battaglia che si sta in qualche modo, un po' che tutti i sindaci stanno portando avanti, è impari, nel senso che comunque poi c'è una normativa superiore che ti obbliga a comportarti in un dato modo. E questo a mio avviso vale sia per quanto riguarda insomma, in genere lo Stato, ma poi anche nei livelli più bassi. A mio avviso anche, insomma, che la Regione non è che abbia un comportamento che sia meno centralista per quanto riguarda, ad esempio, nei confronti per quanto è lo Stato per gli enti locali. E quindi effettivamente c'è proprio dovremmo avere la capacità di fermarci tutti, di cominciare a non pensare, diciamo, e amministrare in emergenza, perché effettivamente l'emergenza c'è, ma ci blocchiamo, ci fermiamo e ragioniamo e definiamo assieme un progetto comune. Abbiamo necessità oggi di fare squadra con i nostri cittadini, ma anche con gli enti istituzionali. Così probabilmente ne usciamo da questa crisi che ormai è stata riconosciuta da tutti, che probabilmente nella storia è la crisi più pregnante che tocca, diciamo, tutti, in particolare le nostre famiglie, ma anche il progetto per uscirne. A me sembra che sempre di più si attivino strategie che sono strategie d'emergenza, che poi alla fine non portano alla soluzione del problema. Questa è la necessità che noi abbiamo. E poi ci si vede, abbiamo sindaci che si danno, diciamo, l'appellativo di virtuosi, che si muovono in un modo, e sindaci che praticano o avviano altre iniziative. Ecco, forse quello che manca nel Veneto, e chiudo, è che mentre probabilmente anche in altre regioni d'Italia, pur nella divisione, diciamo, di quello che è magari l'aspetto politico, poi per le questioni che riguardano direttamente il proprio territorio e la propria regione riescono a fare un fronte unico. Assolutamente sì. E io ritengo che forse qua in Veneto non abbiamo ancora questa capacità, probabilmente servirebbe questo. E detto questo, però è chiaro che viviamo in un periodo, negli ultimi anni, la situazione è effettivamente molto difficile. Ecco, questo mi riallaccio un po' a quest'ultimo discorso di fare sistema, perché è fondamentale. Facendo sistema qualcosa si ottiene. E ne è venuto fuori tante altre volte, non solo sia per i sindaci, perché ne parlava anche una sindaca che ha fatto delle battaglie e riscontrava che poi andando a Roma diceva: caspita, noi ci muoviamo appunto con vari punti di vista per trovare un accordo, è una guerra, e poi nel sud fanno massa critica, e lo fanno anche i politici a vari livelli, diversi partiti, quindi sanno fare massa critica e quindi a carpire di più. È un problema grosso che poi vale per i sindaci, per gli imprenditori, per le associazioni di categoria, quant'altro, che bisogna però superarlo, perché altrimenti, diciamo, le regioni virtuose, perché poi a far massa, per carità, ci può essere sempre quel sindaco che magari non ha operato bene anche in una regione come le nostre, però in percentuale, diciamo, che va meglio, non riescono a ottenere niente di più e anzi però si trovano messi peggio che non quelli che si sono comportati maluccio, no? Purtroppo accade così, nel senso che possiamo portare anche degli esempi concreti, anche quei comuni che magari si prendono indietro con gli adempimenti normativi nazionali o regionali, magari anche positivi, sono sempre premiati perché poi c'è la deroga, c'è la scappatoia e magari la condizione è anche agevolata per riuscire a programmare magari meglio di chi si era per tempo proposto di far bene. Questo c'è sempre stato, però credo che vada proprio vista dall'inizio la cosa, proprio un discorso di metodo con il quale da un po' di anni stiamo convivendo. Come diceva il collega prima, siamo sempre in emergenza e continuiamo sostanzialmente all'ultimo minuto a dover cambiare i nostri provvedimenti, il nostro bilancio, le poste in bilancio, non abbiamo certezza di come muoverci. Questo lo scontiamo un po' ovunque e stiamo perdendo di vista l'aspetto fondamentale che magari anche negli ultimi anni mi sarei aspettato che in questa fase di emergenza si fosse agito anche a livello normativo per snellire magari anche i livelli di governo. Ci troviamo con
materie concorrenti, cioè legifera sia lo Stato che la Regione, poi intervengono circolari applicative, cioè alla fine non si capisce più niente e per il privato che deve investire chiaramente questo è un grossissimo problema. Quanto detto riguardo, questo penso che sia il punto fondamentale dal quale non si è mai partito, cioè non si riesce a capire che in Veneto, in Italia, c'è una capacità di ingegno organizzativa, qualitativa delle persone, dei professionisti, degli imprenditori che è altissima, perché se qualcuno va all'estero questo lo può toccare con mano. Purtroppo sono in condizione svantaggiata perché hanno 1000 zavorre che li tengono fermi e bisognerebbe agire su questo. Invece le manovre che sono state fatte anche di recente negli ultimi anni vanno più nella direzione di un approccio ragionieristico. Quindi il conto e il comune ha la sensazione di essere più un bancomat che qualcos'altro, nel senso che gli viene detto quanti soldi hai a disposizione, cosa ti porto via, questo non puoi usarlo, dall'anno prossimo ad esempio entreremo nell'ordinamento contabile nuovo e questo non è proprio di facilissima gestione per i comuni perché anche qua a livello di risorse da destinare a opere sarà un po' un'impresa riuscirci, questo partirà dal 2015 e in questo senso i comuni hanno cercato di fare squadra più di qualche volta, io sono stato a Milano, insomma varie manifestazioni che abbiamo cercato di fare anche come ANCI, però purtroppo siamo inascoltati, anche lì sempre slogan, anche minacce di dimissione da parte anche dei sindaci dei grandi comuni, però in effetti alla fine noi che abbiamo attività concreta con i cittadini in comuni di medio-piccole dimensioni, abbiamo anche molto meno potere rispetto a un sindaco di un grande comune che si muove, fa massa critica e riesce a condizionare anche organi di governo. Per cui su questo effettivamente manca il fatto di riuscire a fare squadra perché chiaramente magari nei piccoli comuni si risponde più a logiche di amministrazione. Quindi un sindaco è uguale a un altro. Nei grandi comuni chiaramente conta di più anche la politica e diventa più difficile magari poter prendere una qualche azione anche forte. Ecco, quello che si diceva prima tra comuni il fare squadra, anche gli ultimi avvenimenti riguardo la mini IMU e le contestazioni che ci sono state. Anche lì sarebbe da vedere... Che sono in atto perché non sono mica finite. Sì, chiaro, sono ancora in atto, sono state a Roma, però stanno proseguendo. Lì è sempre una questione di metodo. Se nella previsione normativa, si discuteva anche prima, si fosse presa una data come limite al quale fa riferimento, allora si sarebbero evitate magari anche delle furberie di qualche comune. Poi andrebbe valutato un po' tutto perché magari io aumento l'IMU perché non aumento l'IRPEF o viceversa, per cui andrebbe pesato e riequilibrato anche questo e questo ci dovrebbe far capire che non dobbiamo guardarci tra sindaci o all'altro sindaco come il nemico, ma insomma dobbiamo lavorare insieme perché queste cose siano in qualche modo risolte. Aggiungo un'ultima cosa anche riguardo ad esempio all'accesso ai fondi per realizzare opere. Anche qui assistiamo inermi a meccanismi che ci lasciano un po' perplessi, ad esempio anche sugli ultimi bandi statali ma anche regionali che abbiamo dovuto affrontare, la scadenza e quindi l'ora e la data di scadenza del bando diventava discriminante, cioè chi prima arriva meglio alloggia, ma in questo senso andrebbe fatta una valutazione a livello di programmazione e anche di proposta progettuale che viene fatta per assegnare risorse con un criterio, non quindi con un criterio solo temporale o comunque in parte temporale, perché è chiaro che magari chi ha il progetto migliore ma tarda di un secondo perché poi arrivano migliaia di domande in un secondo, rischia di veder vanificata il proprio sforzo e magari chi ha un progetto fatto in qualche maniera ma riesce a spedirlo subito, perché poi si spedisce in via PEC, in via informatica, riesce ad avere i fondi, insomma. Ci sono diverse questioni che devono essere un po' risolte. Torniamo su questi temi subito dopo la pubblicità, quindi tra pochissimi secondi.